Buongiorno, sto salendo nella mia mansarda per farvi vedere l'ultima casetta che è stata fatta. E qua c'è un po' di casino, ecco qua, eccola qua, la casetta per gli uccellini fatta sulla falsa riga di quella che c'è al Cerro di proprietà di signor Giuseppe Nodari e Beppe, gestita da Bruno e dalla Mara. Dopo quella che è stata fatta per Simone, anche Mara ha voluto una casettina per gli uccellini, che però è diventata una casetta delle bambole quasi. Ora vi faccio vedere la costruzione. Non è proprio fedele a quella che c'è al Cerro, ma comunque assomiglia. Allora, cominciamo dalla parte alta, tegole, tetto con tegole fatte a mano, la giriamo un po', Vasistas con, si potrebbe vedere, ecco qua il letto, lì c'è la grata che dà sull'appartamento sotto, insomma sulle altre stanze che sono sotto, là si vede una finestra, quello azzurro è il divano, poi lì c'è il caminetto, la trave, c'è un po' di riflesso, vediamo se riusciamo, ecco, insomma è un po' sfocata, benissimo. Sono state realizzate anche le gronde, le gronde o pluviali come si può dire, non lo so, insomma se piove, ecco, questo è il pluviale, e per ogni pluviale, i pluviali sono 4, è stato realizzato anche lo scolo dell'acqua, questo qua, vediamo se riusciamo a vederlo un po' meglio, eccolo lì il buco, per ogni pluviale c'è il buco di scarico dell'acqua in alluminio che praticamente scarica da sotto, se riesco a girarla, ecco qua, ecco il pluviale in alluminio, c'è lo scarico pluviale, scarico, e quello là dietro, e dietro alla zampetta comunque c'è. Sempre sulla parte sinistra, le finestre della sala, questa qui è la sala, non riesco a, eccola lì, con i lampadari, il tavolo, le sedie, la scala che va su in mansarda, e là c'è il blocco cucina, si può vedere anche il rubinetto del lavello, le mensole eccetera. Poi c'è la finestra del bagno, ecco lì c'è anche la cabina docce, e si riesce a vedere lo specchio ma non riesco a inquadrarlo, eccolo lì, vabbè, proseguiamo. Anteriormente
ulteriormente al posto della camera da letto, diciamo così, degli ospiti, o quello che era dei ragazzi. È stata realizzata il nido per gli uccelli, tappeto erboso. Queste sono pietre, diciamo quello che potrebbero essere le pietre del patio. Qui c'è l'ingresso, scusate il rumore delle sedie, l'ingresso, eccola. Vediamo se riesco. C'ho le finestre da una parte che sono chiuse, tavolino, la panca, il camino, il divano, in fondo c'è il blocco cucine, a sinistra c'è la lavastoviglie, c'è il blocco della cucina con i 4 fuochi, le mensole. Lassù c'è la trave, le scale, lassù in mansarde. Continuiamo le panoramiche, le altre tegole, pluviale e gronda con gli scarichi. Ecco lì lo scarico, forse si vede poco. Lo scarico, dov'è? Qua. Andiamo a vedere la parte della sala del tinello. Si dovrebbe vedere, chissà se ce la faccio. Ecco il mobile con la panca, tavolino, la sala con i lampadari. Lì c'è questo è l'antibagno, con in fondo il bagno, si vede il lavello più in bianco, vediamo se riesco, eccolo lì, pavimento in legno, qua si vede un pezzo di camino, la cucina, allora, la cucina. Eccola lì, non riesco, ecco qua il blocco cucina con il gas, insomma i 4 fuochi. Logicamente non posso far vedere di più perché non riesco. Ecco qua. Particolarità della casa, diciamo altri particolari, qui c'è sempre lo scarico del pluviale, questo qui, comunque tutte le erbette, tutte è muschio disidratato, Particolarità della casa sono, visto che la Mara l'ha voluta, diciamo, gli ho fatto anche un omaggio, oltre che di farla, della sua gerle, la gerle con i fiori, però c'è anche Bruno, aspettate che vi chiudo un attimo. Bruno con le sue palline da golf, le sue, diciamo, mazze da golf, e abbiamo fatto anche un po' di umidità, no, è venuta così, la panca verde, vabbè, e poi c'è Enrico. Cesto di Enrico, quando era piccolo si allenava, poi adesso è diventato un campione di basket.
ma anche la Manuela gli abbiamo fatto una sdraio che insomma quando finisce di lavorare è sempre stanca, poverina, una sdraio fatto in tessuto, E poi il padrone di casa, dovevamo fargli un omaggio anche al padrone di casa. Cosa potevamo fargli? Una bella bottiglia di prosecco. Bella bottiglia di prosecco. Il tavolino in ferro. Ecco, poi cosa c'è qui? Le luci per il patio e il faretto per il giardino. Bene, ecco fatto, anche se con un po' di difficoltà questo video è stato fatto. Lo guardiamo per l'ultima volta. È bella, è bella. Mi sono divertito molto a farla. Un'altra particolarità è questa. Il cassettino per la pulizia, qua dentro va l'ugelin e fa le cacche e bisogna pulirgli le cacche. Allora si prende la panca e viene fuori il cassettino. Là. Ecco fatto. Volevo farvi vedere un po' meglio la camera da letto su in mansarda, ma con il vetro che mi fa riflesso non è possibile. Questo è il bagno di prima, ecco lì che c'è il riflesso c'è la cabina doccia con la maniglia. Bene, ciao casetta, buon viaggio, buona permanenza, probabilmente verrà messa su al cerro, non lo so. Eccola qua. E fine registrazione. Ciao a tutti, grazie per l'attenzione, scusate qua che la regia non era molto pronta.